Oggi missione che? Andiamo verso Rifugio Masette, faremo un po' di sentieri a quella parte, verso il Busa delle Trivelle col Brombol e poi probabilmente andremo al Casello della Guardia. Più che altro strada ai boscaioli, roba che non abbiamo mai fatto. Sì, me li ricordo i tornanti. Qua cominciano le strade. Ah sì, li hanno messi apposta. Sono queste che fa il giro. Nonostante abbiano sbarrato la strada con dei massi, noi proseguiamo per andare a vedere dove porta sta qua. Più o meno questa zona l'abbiamo già battuta, ma non questa stradona. Qui siamo su una strada che porta verso il 991, di qua la grotta di Cima Paradise, e qua è Busa delle Salezze. Però le piene dei rami. Mia, quando non arrivo andare su. Facciamo questi 200 metri, dopo casomai torniamo indietro e voglio vedere dove porta. Credo che sia oltre il 30, anche 35% questo. E là ci sono altre strade, guarda. Me lo dà ancora avanti il bivio. Quanto? Sarà meno 200 metri minimo. Te dovrà girare laggiù, su passare quello. Mi pare aver visto un accenno di strada sulla destra. Deve essere quella, ma è impercorribile. Niente, buco nell'acqua, dai, continuiamo. Qua a destra. Adesso a sinistra, di qua, dirà il 991. Noi in passato abbiamo fatto questo. E qua c'è col Brombol. Faccio una foto qui. Ok. Wow! Eccolo lì, c'è anche gente. C'è una colonia. Allora facciamo sto sentiero qua, ci teniamo alti, qua del gabinetto.
fatti dappertutto. Io non ho una full, una front. Va bene, cosa vuoi che ti dico? Madonna. Tranquillo, fai il tuo ritmo. Ok. Di qua. Forse non è stata una bellissima idea. Alt. A sinistra va giù più ripida, a destra ti mantieni più alto, vedo che c'è un bivio tra un po', credo che sia questo. No, credo che sia a sinistra e bisogna passare sotto il tronco. Dai. Sì, infatti è qua. Ci sei? Ok, buon. E di qua? Ce la fai? Sicuro che sia di là? Di qua? Sinistra? È tutta boscaglia ormai. Però hai visto lì che sembrava un po' come se ci fossero passati. Ecco qua un'altra busa, una lama. Ah, l'ortica! Ortica, ortica! Tutta ortica sta qua! In realtà noi dovremmo andare a sinistra perché è quella che ci porta verso Sponda Alta. Il problema è che è piena di ortiche. Questa qua invece è più corta, anche se in mappa viene data come strada senza uscita, ma venendo su. Dunque andiamo giù di qua che arriviamo direttissimi. Sì, è la stessa roba. Sì. Solo che quella esce un po' più in là. Là c'è la Cercenedo, qua la Sponda Alta. Sì, la stanno sistemando. E che vuole un'elettrica perché sei con quei continui strappi su e giù. E poi devi Cioè, sono anche adesso sfiancanti. risalire a Colbrombo, hai 2 chilometri di salita. Metti che te sbagli il sentiero, te devi tornare dendrio. Cioè, così ci metti mezz'ora. Comprate l'elettrica, perché non te la compra? Ma cosa, se riesco a fare 4 soldi e un po' dei debiti, mi prendo anch'io quell'elettrica. Adesso torniamo su verso Colbrombo, di là.
Qua dietro a Busè Trivelle, sì sicuro? A me mi pare che sia questa qua. A me non mi ricordo che la fosse qua. Sinceramente. Questa? È questa allora. Torniamo su. È pieno ortica. Però io mi ricordo che una volta era messo molto meglio. Eccoci qua di nuovo all'incrocio per Casera col Brombol. Torniamo su e facciamo l'altro sentiero. Noi che proviamo questa. Ortica! È tutta ortica! Non ne verrò più fuori. Oddio, tocca tornare in Rio. Non muoverti! Aiuto! Dov'è che sei tu? Eccola là. Abbiamo scelto proprio la strada più facile dove ho voluto andare. Che poi arriveranno dei pezzi tecnici. No, qua. Vai, vai, tranquillo, tranquillo. Falla scorrere qua. Occhio qui. Stai fuori, non andare sui scalini. Ecco, tieniti. Sì, questo è un pezzo tecnico, vai. Qua, dritto. Ecco qua. Benissimo. Attenzione, più avanti c'è un tronco, bisogna scendere. Che c'è? Ho perso gli occhiali. Ho perso gli occhiali? Vai in cerca. Di là. Sinistra. E adesso abbiamo l'albero. Non era un qualche storia greca antica, da Cerne.
Frena. 991. Eccolo qua. 991 viene da là. Quello è la strada che ti dicevo che va giù dritta al Candaglia. Noi dovremmo andare di qua per il Lacerne. Se scala un ghignone è meglio. Alto. Conviene tagliare qua, perché sennò ti diventi matto. Problemi col cavo del Regisella, dei momenti in cui non si sblocca. E poco prima di andare a destra sul 991 usciamo dal sentiero e prendiamo quello di Lacerne a sinistra. No, aspetta. 991 è di qua. 991, allora questo deve essere il Troi del coso. Vai, pedala! Eccola! Ho preso la roccia in pieno. Un attimo che mi riprendo. Ok, dai. Non l'ho vista bene. Non l'ho evitata. Madonna. Non vedo nemmeno più la punta del mio naso. Lacerne! Oh, hai visto che pezzettone? Wow! Piano qua, piano. Una bomba qua!
Località La Crosetta, provincia di Caneva. Sta un bagno da sangue. Ma che... Se avessimo fatto il 991 saremmo usciti qua dietro, no? Tagliato giù di qua. Sì, là in parte. Sempre bello arrivare alla Crosetta. Ci sono un paio di Soddisfacente. pezzettini che sono veramente carini carini. Oh, facciamolo un sentierino lì sotto dopo. Ah, se ti vuole. Dove che te va? 982A. Andiamo a Malgapierta. Torniamo su, qua si dovrebbe uscire. Ah, Vivi, pensavo di andare fino a Fregonami. Si passava per Rossigo, poi si tornava in giù. Di qua, di qua. Visite guidate gratuite al museo alle 10 alle 15. Apertura a giugno-ottobre, lunedì, martedì chiuso. Ne fanno un bel po' di roba qua in Cansiglio, mica Malgacampo.